Buongiorno, bentrovati con il notiziario di Prealpina.it. In primo piano la politica, le elezioni a Varese. Il sindaco Davide Galimberti ha presentato questa mattina la lista dei moderati in cui confluiscono il presidente del Consiglio Comunale Stefano Malerba e alcuni esponenti di Italia Viva. Nel frattempo il rivale del centrodestra, Matteo Bianchi, ha annunciato il nome della seconda lista civica che lo sosterrà. Il nome è Varese Città Giardino per Bianchi sindaco. Il simbolo ha i colori blu e verde con scritta in giallo. A proposito della lista dei moderati presentata da Galimberti, vediamo il servizio curato da Valentina Fumagalli e Angelo Puricelli. Presentata questa mattina un'altra lista a sostegno della ricandidatura di Davide Galimberti, una lista operosa, lavoriamo per Varese e una riconferma, Stefano Malerba. Una lista che rappresenta i moderati, coloro che vogliono proseguire il lavoro di questi primi 5 anni anche per i prossimi, mettendo al centro una serie di temi che sono fondamentali, il tema dei bisogni, dell'educazione, del lavoro, del cambiamento e della trasformazione della città. E ringrazio ovviamente i tanti cittadini che hanno deciso di metterci la faccia direttamente, le tante persone che supporteranno questa lista perché rappresenta la casa dei moderati della città che guardano anche oltre le elezioni amministrative. E sempre a Varese è tornato a sventolare a Sacromonte il tricolore che era stato rubato nella notte della vittoria dell'Italia al campionato europeo. I ladri, i pentiti, hanno restituito la bandiera con un biglietto di scuse, biglietto che recita così: scusate, ma dopo 53 anni poteva succedere di tutto. Tranquilli, siamo andati a Roma e ora siamo tornati a casa. Grazie per la comprensione. E ora parliamo di Eolo, la società di Busto Arsizio specializzata nella fornitura di connettività tramite tecnologia Fixed Wireless. Il fondo elvetico Partners Group ha rilevato il 75% del capitale di Eolo, di cui il 49% viene ceduto da un altro fondo e per la restante parte dal patron Luca Spada. E ora spostiamoci a Saronno, dove si è verificata questa mattina una tragedia. Un motociclista di 28 anni ha perso la vita in uno scontro che ha coinvolto la sua moto e 2 automobili. L'incidente è avvenuto alle 6:20 sulla tangenziale sud di Saronno. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E spostiamoci adesso a Tradate. 15 anni la condanna per l'omicidio avvenuto a Pianbosco il 16 marzo del 2018. Il delitto era maturato nell'ambito dello spaccio, c'era stato uno scontro tra 2 gruppi appunto di spacciatori, ne era scaturita una sparatoria che costò la vita a un 25enne marocchino, Nureddin El Aziz. Per questo omicidio è stato condannato un suo connazionale, un connazionale della vittima, Edin Salah Boughetaoui, 24 anni. La sentenza è stata pronunciata con rito abbreviato. E infine lo sport. È nutrita la presenza di atleti del Varesotto, dell'Alto Milanese e del VCO alle Olimpiadi di Tokyo. Sono 9 donne e 5 uomini. Il legnanese Marco De Nicolo, 44 anni, artista della carabina, è alla sua 6ª partecipazione. Maggiori approfondimenti si possono leggere sul quotidiano in edicola oggi. E con questo è tutto, appuntamento al notiziario di stasera alle ore 19, una buona giornata.